Valentina, grandi ritmi sia nel primo che nel secondo tempo, non è mancato sicuramente lo spettacolo oggi qui al Barison. Era la tua prima da ex, che sensazioni hai provato? Allora, innanzitutto penso che l'ansia fosse presente da una settimana e man mano che mi avvicinavo al campo sicuramente si è fatta più sentire. Poi, vabbè, grazie alla tranquillità che mi hanno dato le mie compagne, diciamo, si è placata e si è trasformata in gioco perlomeno. A parte l'episodio del rigore che hai procurato al Padova, comunque la difesa si è dimostrata solida anche oggi. Sì, senza dubbio, e tornavamo da un periodo in cui io ero fuori, Virgilia era fuori e quindi diciamo che ci ritrovavamo dopo un po' e secondo me è stata un'ottima prova della difesa. Qualche errore, però vabbè, ci sta. Comunque 3 punti pesantissimi oggi contro un Padova che non si è mai tirato indietro. Senza dubbio abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto un po' di fortuna nelle occasioni dei rigori, però il Padova, come avevo detto comunque in precedenza, è una squadra forte e che ci poteva dare filo da torcere, quindi senza dubbio abbiamo giocato bene e beh, magari potevamo fare qualcosa di più, però ci è andata bene così. Siamo con Marianna Fabruccio. Marianna, per te una doppietta importante oggi, anche se non avete portato a casa il risultato intero, una bellissima partita da entrambe le squadre, è stato un Padova che non ha mai mollato. Per la doppietta personale sono relativamente felice e volevamo la vittoria, non abbiamo mai mollato, però penso per nostri errori abbiamo perso la partita. Diciamo che i 2 rigori sono stati decisamente importanti averli sbagliati. I due rigori sugli errori avevamo la partita in mano, se erano giusti e sbagliati, e purtroppo così è andata. Un bilancio su questo Padova fino ad ora, ad una giornata dal termine del campionato. Beh, fino ad ora penso che abbiamo fatto bene, dobbiamo crescere ancora in qualche punto. Anche perché siete una squadra giovane, mi diceva il mister. Eh sì, siamo penso una delle più giovani di questo campionato, quindi dobbiamo crescere sotto soprattutto qualche aspetto caratteriale e speriamo che il ritorno ci dia qualche soddisfazione in più. Complimenti per la doppietta allora e buon campionato di ritorno. Grazie, in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille. Allora, mister, una bellissima prestazione che corona il lavoro fatto fino ad ora. Sì, è stata una buona gara, con buoni ritmi, una partita vera anche dal punto di vista fisico. Posso dire che potevamo anche chiuderla magari in maniera differente, soffrendo molto meno. Ci abbiamo messo del nostro per farle rientrare sicuramente in partita, però queste sono le partite vere nelle quali i fatti devono esserci dall'inizio alla fine e anche oggi abbiamo dimostrato di esserlo. Quando è entrata Mantovani ti sei coperto un attimo con il 4-4-2, però come mai nell'ultimo quarto d'ora più recupero la squadra è andata in difficoltà con l'uomo in più? Sì. Sì, diciamo che l'avvicendarsi delle situazioni che sono verificate in campo poi portano la squadra che rincorre a crederci un attimo. Il rigore a loro favore secondo me è un po' dubbio. Il fatto poi di ritrovarsi in 10 non sempre la squadra che rimane in 11 gioca meglio. Per contro magari noi abbiamo subito una spinta emotiva che ci ha pensato dire ok siamo in 11, la portiamo fino alla fine, ma il calcio è bello proprio per questo, perché i numeri qualche volta contano ben poco, la forza e la volontà e la determinazione di portare avanti una partita fino alla fine poi fanno la differenza. Quindi merito anche il Padova che ha fatto la propria partita mettendoci in difficoltà anche in 10, ma questo, ripeto, è il bello del calcio. Comunque non è mancato sicuramente lo spettacolo e i 3 punti pesantissimi di oggi. Comunque resta il fatto che il Sassuolo non ha giocato e quindi il Vittorio Veneto è campione d'inverno. Sì, questo è solo un dato di fatto. Io vorrei essere in questa situazione magari alla fine del campionato. Lavoriamo per questo e noi adesso, dopo la partita con Pescara, riprenderemo dove abbiamo lasciato il girone d'andata, cercheremo di mettercela tutta, di recuperare qualche infortunata come stiamo già facendo e ci aspetta un ritorno, penso, al Cardiopalma. Siamo con Mister Babetto. Mister, partiamo dai 3 episodi chiave perché alla fine si sono rivelati 3.
Il doppio rigore sbagliato da Saran e poi da Ferrato e l'espulsione di D'Antonio. Sbagliare 2 rigori non è il massimo. Penso che era un grosso rammarico su questi episodi. Poi in 10 siamo stati bravi lo stesso, le abbiamo tenute bene lo stesso. È chiaro che giocavamo con la prima in classifica. Per essere primi in classifica vuol dire che hanno dei valori e qualità, per cui ne siamo pienamente orgogliosi della partita che abbiamo fatto, rammaricati degli episodi che ci ha contraddistinto la partita, insomma, ecco, dispiacere quello. È comunque un Padova che è rimasto in partita 90 minuti e ha dimostrato, e anzi anche entrambe le squadre hanno dimostrato di aver espresso un ottimo gioco oggi. Sì, sotto l'aspetto del gioco e del dinamismo è una partita che non c'era da restare calmi, per cui contento della prestazione delle atlete. C'è rammarico, ma contento sotto qualche aspetto, insomma, ecco. Hanno fatto bene sia davanti che dietro, comunque il Vittorio Veneto alla fine ci ha messo qualcosa in più che ha permesso la vittoria. Beh, il Vittorio Veneto hanno delle atlete che hanno qualità, ce l'aspettavamo, insomma, primi in classifica non si è primi per demerito, sicuramente hanno i suoi meriti e le sue qualità. Abbiamo cercato di trattenerle, di ripartire, di giocare, abbiamo fatto anche per un secondo tempo discretamente buono sotto l'aspetto dell'agonismo, però è andata così, ha vinto il Vittorio purtroppo. Grazie mister e in bocca al lupo per il proseguo. Crepi, grazie a voi, arrivederci.